Un segnale di attenzione l'ho posta 20 giorni fa all'assessore Coppola, abbiamo inteso individuare già subito 2 milioni, ne metteremo di altri, voglio rassicurare, quindi diamo possibilità a questa legge, che è un fondo di rotazione, di funzionare. I soldi che tornano dentro, che vengono restituiti, troveranno ulteriore massa monetaria messa dalla regione con questi 2 milioni di euro, però ho avuto anche la garanzia che se serve metterne altri, ne metteremo di altri durante il corso dell'anno, e anche questo secondo me è un buon risultato. È un risultato che non è la specificità della provincia di Belluno, che dovremmo disegnarla con un provvedimento finanziario e un provvedimento legislativo molto più corposo, ma è un segnale che c'è un po' di attenzione. È chiaro che la partita del 2013-2014 per quanto riguarda la provincia di Belluno e tutta una serie di materie che dovranno essere delegate e coperte finanziariamente, è una partita che è, a mio avviso, di vita o di morte. Su questa battaglia deve essere feroce.